Barbarigo, scuola paritaria, scuola media, liceo classico scientifico e musicale, istituto tecnico economico, Istituto Barbarigo, scuola per crescere. Ringrazio i miei allievi, ringrazio le persone con cui sono venuti in compagnia e comincio subito, sperando che si possa... Spero che mi sentiate. Sì, che lo sento. Siamo partiti dal canto quinto dell'Inferno ed era il canto di Francesca da Rimini, un canto emozionante per tanti aspetti, su cui ci siamo trattenuti e che abbiamo rapidamente esaminato e letto in compagnia. Vedo con piacere che molti hanno portato il testo, perché a seguire sul testo per me è molto più agevole anche sapere che mi seguite, che leggete insieme, ecco, quindi anche per le volte prossime. Ho visto però che c'è anche un errore nel foglio che vi è stato dato, dove è scritto che la volta prossima sarebbe il canto 23 dell'Inferno, no, è il canto 33. Ah, 33, va bene. È una cosa diversa, è il canto di Ugolino. La scelta è stata fatta assieme con parecchi di voi, quindi non è stata scelta da me, quindi io faccio il buon esecutore se posso. Professore? Va bene. Grazie. Nel canto sesto noi entriamo nel girone dei golosi e incontriamo un personaggio che si chiama Ciacco. È un fiorentino, è il primo, è troppo forte forse, è il primo concittadino, scusate, è il primo concittadino di Dante e Dante si rivolge a lui immediatamente. Lui dice: voi cittadini mi chiamaste Ciacco per lo dannoso vizio della gola. Come tu vedi alla pioggia mi fiacco. E non sono solo qui. Dante lo ascolta attentamente, ma subito gli domanda: informazione di altri dannati. E questi dannati chi sono? Immediatamente un nome: Farinata, il tegliaio e gli altri che a ben far puoser gli ingegni. Dimmi dove sono e fa che io li conosca. Ha voglia di vedere Farinata, il tegliaio, Jacopo Rosticucci, Arrigo e il Mosca e anche altri che a ben far puoser gli ingegni. E lui vuole... Dove sono? Risposta: e son tra l'anime più nere, diversa pena più di preme al fondo, si trovano più in basso, non si trovano qui. Ma sentire questo nome di Farinata, Farinata degli Uberti, chi era? Era un grande capopopolo, era il capo dei ghibellini di Firenze. Siamo nella Firenze del 1300, siamo nell'aprile del 1300 e Dante, che ha 35 anni, che è nel pieno della sua attività politica, vuol
voglio dire qualcosa dei grandi del passato. Per lui è importante. Questi grandi del passato sono immensi nella sua fantasia, hanno una grandezza morale straordinaria. La risposta di Ciacco era stata brutale: e son tra l'anime più nere. Eppure nella fantasia di Dante sono dei grandi. Di che tipo di grandezza? Grandezza politica, certamente. Grandezza morale, qui andiamo pianino. Ma certo di grandi capi. Farinata, com'era? Era nato nei primi del 200, era di grande ingegno, era un vero capopopolo, era astuto. Grazie. E aveva preso facilmente il predominio del suo partito. Che tempo era quello? È il tempo dei comuni. Ed è un tempo glorioso dei comuni italiani, che sono, nel primo 200, in rapida espansione, che hanno una vigorosa vita economica, vita politica, che hanno una vita artistica eccezionale e che hanno una vita religiosa. Pensate un pochino per gli anni, sono gli anni di San Francesco, i primi anni del 200. E Farinata a Firenze, che è tra le città italiane la più brillante in quel momento e che continuerà per secoli a essere brillantissima. Farinata prevale su tutti. È il capo dei Ghibellini, il partito dell'imperatore. Lui pensa che deve trovare Farinata. Perché Farinata è una persona importante per Firenze. Ma vedremo che la cosa lentamente matura in modo diverso da quello che lui si aspettava. Ma vediamolo attentamente, e chi ha il testo, prendo pure il canto sesto. Al verso 58. Io gli risposi: Giacomo, il tuo affanno mi pesa sì che a lacrimarmi in vita, ma dimmi se tu sai a che verranno i cittadini della città partita, se alcun v'è giusto, e dimmi la cagione perché la tanta discordia salita. Città in straordinario vigore, ho detto, ma in perpetuo litigio. Tanta discordia. Risponde: dopo lunga tensione verranno al sangue, la parte selvaggia caccerà l'altra con molta offensione. E già gli dà una serie di informazioni. Prima prevarranno gli uni, poi prevarranno gli altri, e intanto si scanneranno gli uni con gli altri. E quali sono i vizi? 3. Al verso 73. 74. Superbia, invidia e avarizia sono le 3 faville che hanno i cori accesi. Dunque già ha dato la spiegazione. Superbia, invidia e avarizia. Adesso
ricordiamo solo che dopo i golosi vengono gli avari eroichi nel girone successivo, e nel successivo ancora vengono gli iracondi, e poi ci troviamo di fronte a una enorme città, che è la città di Dite, cioè di Satana, di Lucifero. E allora qui dobbiamo andare al canto nono, e nel canto nono Dante trova grandissima difficoltà, tuttavia arriva un messo del cielo che lo aiuta e lo fa entrare nella città di Dite. Come si presenta? Come una città medievale, una città murata, con altissime mura, come erano tutte le città murate di allora, le grandi città, come era Montagnano, Cittadella, Padova. Non volevo dimenticare Padova. Pensate chi c'era a Padova nel 30-31, 1231, c'era solo Sant'Antonio, che aveva avuto da fare con chi? Con i signori padovani, questi grandi usurai, vero? Che avevano rovinato tutta la popolazione padovana. E Sant'Antonio aveva fatto fare giudizio e avevano cambiato la legge. E vi ricordate quello che fece Sant'Antonio? Ma non mi serve. Ma per dare un'idea che si tratta di quel tempo. Entra Dante con Virgilio dentro alla città di Dite. Leggiamo pure assieme. Sono al verso 106 del nono. Dentro rientrammo senza alcuna guerra, ed io, che avea di riguardar desio la condizione che tal fortezza serra, come io fui dentro l'occhio intorno invio, e veggio ad ogni man grande campagna piena di duolo e di tormento rio. A volte l'impressione che danno i disegni che ci sono nei testi, danno l'impressione di questo piccolo imbuto e di zone piccole. In realtà Dante vede una grande campagna piena di dolore e di tormenti, e dopo subito usa due esempi. Siccome ad Arle dove roda lo stagna, siccome a Pola presso del Carnaro, che Italia chiude i suoi termini bagna, fanno i sepolcri tutto il loco varo, così facevan quivi da ogni parte, salvo che il modo v'era più amaro. Cioè ci spiega quello che vede. Una distesa enorme interrotta da un numero straordinario di sepolcri. Sepolcri che nella tenebra sono evidentissimi perché sono con un fuoco che li ha resi incandescenti. Perché tra gli avelli, tra i sepolcri, fiamme erano sparte, per le quali erano sì del tutto accesi che ferro più non chiede ver un'arte. E un fabbro potrebbe lavorare con questo ferro, tanto sono incandescenti. E io, maestro, quali sono quelle genti che seppellite dentro da quell'arche si fanno sentire con i sospiri dolenti? E quelli a me. Virgilio risponde, dunque, qui sono gli eresiarche, coi loro seguaci, d'ogni setta, e molto più che non credi sono le tombe carche. Simile qui con simile è sepolto, e i monumenti sono più e men caldi. Dunque, tombe con sepolcri alti, incandescenti. E gli abitanti sono gli eresiarche. La parola eresiarche significa i capi di eresie. Coi loro seguaci
con gli eretici, quindi capi con gli eretici. Ogni setta, e le tombe sono più cariche di quello che tu credi, cioè sono moltissimi gli eretici e molti gli eresiarchi. Qui con studenti del liceo classico sarà ben dire che eretico è da eresia, è da airesis, il verbo aireo, chi ha tolto qualche cosa, da che cosa? Dal credo. Non credono a qualcuna delle verità della fede, quelle che noi recitiamo nel credo. Il credo in Dio Padre Onnipotente, eccetera, credo nel Figlio, lo Spirito Santo, la Santa Chiesa, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, credo nella vita eterna. A qualcuna di queste verità gli eretici non credono, si sono levati fuori dal corpo della Chiesa. E ci sono anche i capi, e uno lo nomina, con Epicuro, il filosofo del IV secolo a.C., vero? Che avete conosciuto anche dal De Rerum Natura, e che, sapete, diceva, non negava l'esistenza degli dei, diceva che vivono beati, distinti da tutto quello che c'è sulla terra, però che il fine della vita è garantire la volontà, il piacere. Anche il piacere intellettuale non è che intendesse il piacere sensuale e basta, ma con la sua dottrina atomistica, per cui tutto quello che esiste è formato da atomi, che quando si uniscono danno vita e quando si staccano fanno finire la vita, così pensava che la fine della vita dell'uomo è quando si stacca anima e corpo, lì è chiaro che non c'entrano, quando si staccano questi atomi finisce tutto, ecco. Non credeva all'immortalità dell'anima, è evidente. Ora, questo fatto di non credere all'immortalità dell'anima ha degli effetti più gravi di quello che si crede. Era stato qui a Padova nel 500 un professore che aveva fatto scrivere sulla tomba Hic iacet, e aveva scritto il suo nome, totus, qui giace tutto quello che era lui, tutto, qui a Padova era scritto, la tomba aveva questa lapide, e vuol dire che credeva che con la morte del corpo fosse finito tutto. Quindi dico che si tratta di teorie che molti in pratica hanno accettato e che ne hanno fatto professione pubblica e spesso diffusa volutamente. Ma adesso entriamo nel campo decimo vero e proprio. Ora se ne va per un segreto calle tra il muro della terra e i martiri lo mio maestro e Dio dietro le spalle. O virtù somma che per gli empi giri mi volvi, cominciai come a te piace, parlami e soddisfammi ai miei desideri. La gente che per i sepolcri giace potrebbe si vedere, già sono levati tutti i coperchi e nessun guardia face. E quelli a me. Tutti saranno serrati quando di Giosafat qui torneranno coi corpi che lassù hanno lasciati. Suo cimitero da questa parte hanno con Epicuro tutti i suoi seguaci che l'anima col corpo morta fanno. Ci fermiamo più un attimo, vediamo quello che dice. Ora, il mio maestro, Virgilio, simbolo della ragione naturale, se ne va per un calle riservato tra il muro della città, vuol dire, e le tombe incandescenti, ed io lo seguo, Dio dietro le spalle.
potenza grande che per gli empi giri, empi spietati, o empi del tutto come il contrario di pietas. Vi ricordate pietas? Amor erga deum et erga parente, amore verso Dio e verso i genitori. Pietas. Empi, questi qui, perfino i gironi, che mi accompagni, che mi fai girare. Cominciai, come a te piace, parlami e soddisfai ai miei desideri. Dante parla con grande confidenza con Virgilio e domanda: la gente che giace per i sepolcri si potrebbe vedere? Sono già levati tutti i coperchi e nessun fa guardia. Ha una voglia da matti di vedere Farinata. Vuol parlare con lui. Cosa risponde Virgilio? Lo prende delicatamente in giro. Difatti non risponde alla prima domanda, risponde alla seconda. Si può vedere la gente? Aveva chiesto lui. E vuol dire, posso vedere Farinata? Ladro gli risponde: i sepolcri, che è la seconda parte, la seconda domanda, saranno tutti chiusi quando corpi e anime torneranno dalla valle di Giosafat, dove si verificherà il giudizio universale, e si ritroveranno qui quei corpi che avevano lasciato qui. Da questa parte dice hanno sepoltura con Epicuro tutti i suoi seguaci che credono che l'anima muoia col corpo. Però alla domanda che mi faci, qui in centro soddisfatto sarà tosto e al disio ancor che tu mi taci. Ed io, buon duca, non tegno riposto a te mio cuore, se non per dicer poco, e tu mai, non pur mo, a ciò disposto. Riprendo dunque al verso 16. Però alla domanda che mi fai sarà data soddisfazione presto, e anche al desiderio che tu non mi hai detto che hai voglia di vedere Farinata. Ed io, mio tu che sei mia buona guida, non tengo nascosto a te i miei desideri se non per dicer poco. Dante non volevo tediarti con le mie parole, e tu adesso mi hai disposto a farmi pure a esprimere pure quelle domande che mi stanno a cuore. O tosco, che per la città del fuoco vivo ten vai, così parlando onesto, piacciati di restare in questo loco. La tua loquera ti fa manifesto di quella nobil patria natio, alla quale forse fui troppo molesto. Subitamente questo suono uscì d'una dell'arche, però m'accostai temendo un poco più al duca mio, ed egli mi disse: volgiti, che fai? Vedi la Farinata che c'è dritto, dalla cintola in su, tutto il vedrai. Io avea già il mio viso nel suo fito, ed el s'ergea col petto e con la fronte come avesse l'inferno a gran dispitto, e l'animose man del duca e pronte mi pinse tra le sepolture a lui dicendo: le parole tue sian conte. Torniamo pure indietro dal verso iniziale, dalla prima frase, dunque dal verso 22. O toscano, che per la città del fuoco che è l'inferno te ne vai vivo parlando così onorevolmente, ti piaccia di fermarti in questo posto. L'accento, il tuo modo di parlare e il tuo accento fiorentino rende manifesto che tu provieni da quella nobile patria, sta parlando di Firenze, alla quale forse fui troppo molesto. C'è già in quest'ultima frase non la stima per la patria che è espressa nel dire la nobile patria, ma c'è già il dolore di dire forse sono stato troppo molesto. È sempre citato
quel giudizio di De Santis che ricorda che per Leopardi la parola più poetica di tutte è forse. Pensate quante volte, la ritroveremo, questa parola forse. Pensate a come l'ha sentita il Foscolo nel sonetto alla sera, vi ricordate? Forse perché della fatal quiete tu sei limau, vi ricordate tutti i versi, vero? Ora, ma qui forse fui troppo molesto, non molesto, troppo. L'ho tanto amata e le ho fatto del male. Improvvisamente uscì da una delle arche, delle tombe, questo suono, uscirono queste parole. Perciò io mi accostai temendo un poco di più al mio duca, cioè mi avvicinai a Virgilio quasi spaventato. Ed egli mi disse: volgiti, girati, cosa fai? Vedi la farinata che si è alzato improvvisamente, dalla cintola in su, tutto li vedrai. È una presentazione di un essere gigantesco che emerge illuminato dalle fiamme della tomba, nella tenebra. Tutto, lo vedrai tutto. Io avevo già conficcato i miei occhi nel suo viso, ed egli si ergeva col petto e con la fronte. Giustamente è stato notato che dire con il petto vuol dire con il cuore, e con la fronte, con l'intelletto, come avesse l'inferno in gran dispetto. Ma è possibile avere l'inferno in gran dispetto? In grande disprezzo? Che è una punizione orrenda quella che... Pensate che noi se tocchiamo la fiamma anche per un secondo in una stufa, facciamo uno scatto. E lì si vive dentro una tomba incandescente. E lui, preso da questa sua idea della politica che ha in testa, in quel momento si comporta come se non badasse, se avesse in dispetto anche l'inferno. E allora le animose mani del duca, le mani di Virgilio, incoraggiano Dante. Prontamente mi spinsero tra le sepolture, mi fecero avvicinare alla tomba, dicendo: le parole tue siano ben riflesse, non dire parole a caso. Come io al piede della sua tomba fui, riprendo, mi avete seguito il 40-41, guardammi un poco e poi, quasi sdegnoso, mi dimandò: chi suor di maggior tui? Io, che era d'ubbidire desideroso, non gli celai, ma tutto gliela persi, ond'ei levò le ciglia un poco in suso, poi disse: fieramente fura avversi a me e ai miei primi e a mia parte, sì che per 2 fiate li spersi. Sei forcacciati e tornar d'ogni parte, risposi io lui, l'una e l'altra fiata, ma i vostri non appreser ben quell'arte. Riprendo dal verso 43. Io che ero... Dunque, come io fui a piedi della tomba, mi guardò un poco e cerca di vedere se si ricorda le fattezze, se ha qualche cosa che lui possa ricordare. Niente da fare, non lo conosci. E allora domanda, quasi sdegnando, deve essere uno di dopo. Quelli che vengono dopo contano poco, quelli che sono seguiti di solito appaiono da poco a chi ha un altro concetto di sé. Quasi sdegnoso mi domandò: quali furono i tuoi antenati? E io, che ero desideroso di obbedire, non glielo nascosi, ma glielo apersi tutto. Sono Dante della famiglia degli Alighieri. Ond'ei levò le ciglia un poco risoso, poi disse: fieramente furono contrari a me, ai miei primi e a mia parte. Tutto dipende da lui, sentite sempre l'io,
la superbia, a me, i miei primi e le mie parti, sicché per 2 fiate, Dio lo fa sentire bene, con una dieresi, vero? La fa diventare trisillaba sta parola fiate, per 2 fiate li dispersi, come se fosse polvere da un tavolo, disperdere, far sparire da Firenze, Dio dispersi, via! Ma in quel momento il fiorentino Dante non tollera mica questa offesa a sé e alla sua parte politica, no, non la tollera, no, se i fur cacciati e i tornar d'ogni parte risposi io lui l'una e l'altra fiata, ma i vostri non appreser ben quell'arte. Che vuol dire? Se furono cacciati i miei, il mio partito, i Guelfi vuol dire, tornarono da ogni parte, erano stati dispersi, sono tornati tutti, sia la prima che la seconda volta, ma il vostro partito non ha imparato l'arte di ritornare ed è finita per voi, siete rimasti fuori del tutto, anzi, diciamolo pure, era finita per il partito ghibellino a Firenze, finita. Allora sorse alla vista scoperchiata un'ombra, lungo questa, infino al mento, credo che s'era in ginocchio elevato. D'intorno mi guardò, come talento avesse di veder salta di era meco, e poi che sospecciar fu tutto spento, piangendo disse: se per questo cieco carcere vai per altezza d'ingegno, mio figlio, ov'è? Perché non è teco? Ed io lui, da me stesso non vengo, colui che attenderà per cui mi mena, forse cui guido vostro ebbe a disdegno. Le sue parole e il modo della pena m'avevano di costui già letto il nome, però fu la risposta così piena, di subito drizzato gridò: come? Dicesti egli ebbe, non vivegli ancora? Non fiere gli occhi suoi lo dolce lume? Quando s'accorse d'alcuna dimora io facea dinanzi alla risposta, supin ricadde e più non parve fuori. Torniamo al verso 52. Allora si alzò, facendosi vedere alla vista, rendendosi visibile, un'ombra a fianco di questa che giungeva al mento, cioè era inferiore di grandezza. Credo che si fosse inginocchiato, disse. Mi guardò intorno, guardò. Perché guardò? Perché voleva vedere un'altra persona oltre a Virgilio. Voleva vedere suo figlio, il grande amico Guido Cavalcanti, quello di cui abbiamo parlato la volta scorsa, quello della canzone Donna mi prega, di cui qualcosa ho detto, che era tutta la teoria dell'amore che aveva Guido Cavalcanti. Quel Guido Cavalcanti che era il poeta più brillante, il primo che aveva notato ancora la poesia di Dante diciottenne. E questo Guido Cavalcanti, con cui c'era stato anche quello scambio di poesie, brillante e amabile, vi ricordate, Guido, io vorrei, eccetera, vedete che continuate a dirlo, vero? E tu e l'ampo e Dio, eccetera. Ma poi
i due si erano guastati. Su che cosa? Capiamo che si erano guastati su qualche cosa di fondamentale, sulle ragioni del vivere. Per quali ragioni si vive? Per quali ragioni si muore? Che cosa dobbiamo pensare di questa vita? Siamo qui per divertirci? E Guido era un ateo attivo. C'è una novella del Boccaccio che dice che Guido era un tipo riservato, orgoglioso, lo vedevano andare da solo in giro per la città, meditando come dimostrarsi potesse che Dio non fosse. Ateo attivo che voleva dimostrare l'inesistenza di Dio. E Dante invece la sua crisi l'aveva avuta tremenda, era stata una crisi lunga dalla morte di Beatrice fino al 300, e però era arrivato ad un esito che è quello che lo porta alla commedia che lui narra, perché narra la sua vita e ce la rivela tutta. Da uomo che vive con una passione per l'arte e per la politica, come era Dante, e come era anche per Guido, ma l'esito dato alla riflessione era stato diversissimo. E Dante, lui dice, aiutato dalla Vergine Maria, vi ricordate che vi ho riassunto rapidamente quello che avevo detto del secondo canto? Era stato portato lentamente a meditare sui novissimi, vero? Morte, giudizio, inferno e paradiso. E Virgilio gli aveva detto: a te conviene tenere l'altro viaggio se vuoi campare destra loco selvaggio. Bisogna che cambi strada, devi cambiare del tutto e devi meditare sull'esito di una vita scostumata, di una vita sbagliata. E allora Dante aveva cominciato il suo cammino per ritrovare la fede e la grazia. E Guido invece no. E lì era venuta la rottura totale tra i due. Qui chi parla è il padre di Guido. Quest'ombra che si alza e che guarda se vede anche il figlio. Eravate grandi amici, e Guido dov'è? Come se avesse voglia di vedere se ci fosse qualche altro con me. Ma dopo di essersi accorto che non c'era nessun altro, piangendo disse: se per questo tenebroso carcere, ecco l'inferno, carcere tenebroso, te ne vai per l'altezza del tuo ingegno. Dov'è mio figlio? Mio figlio era pari a te come ingegno, dice il padre. Perché non è con te? E Dante risponde subito: io non vengo da me stesso, non ho deciso io. C'è qualcuno che mi ha guidato, colui che attende là, per cui mi mena. Forse cui il guido vostro ebbe a disdegno. Il verso misterioso ha avuto una quantità enorme di interpretazioni. La prima fondamentale era che colui che attende là è Virgilio, lui mi mena, a lui, così si interpretava, vostro Guido ebbe disdegno. Guido, secondo questa interpretazione, che poi si è rivelata sballata del tutto, avrebbe avuto disdegno di Virgilio come simbolo della ragione naturale. Dopo lunga meditazione, i critici hanno capito che era una frotola e l'ha messa da parte. A chi conduceva Virgilio? Virgilio conduceva Dante all'incontro con Beatrice. Mimena a colei per la quale il vostro Guido ebbe disdegno. Perché chi è Beatrice? È la commedia, è la scienza di Dio, è la teologia.
alla conoscenza di Dio, allo studio di ciò che riguarda Dio. Lui mi mena a Beatrice come simbolo della teologia e verso questa il vostro Guido non ebbe nessuna propensione, anzi l'ebbe a disdegno. Le sue parole, riprendo, al verso 64, è il modo della pena, le parole di lui e il tipo di punizione, lui sapeva che pensava alla stessa maniera di suo figlio, mi avevano già detto, fatto capire il nome di costui, che si trattava di Cavalcante dei Cavalcanti, padre di Guido. Perciò fu la risposta così piena. E lui, allora, di subito drizzato gridò, come hai detto? Egli ebbe, cioè non ha più, è morto Guido. Non vive egli ancora? La dolce luce del sole non colpisce i suoi occhi? Non vede più la luce del sole. Dante rimane stupito della domanda. Quando però Cavalcante dei Cavalcanti quando si accorse, riprendo a leggere, di alcune dimora che gli faceva dinanzi alla risposta, supin ricadde e più non parve fuori. Quando si accorge che Dante non risponde, perché Dante aveva un'idea che spiegherà più tardi, la troveremo subito, che io esitavo a parlare. E allora pensa, lui tace per non dirmi, è morto. Cade supino, che vuol dire cadere all'indietro? E non fu più visibile, si sprofonda nella tomba e non si vede più. Ma sono dei ma sinfonici. Hai in mente solo, soprattutto hai in mente che Dante gli ha rinfacciato e se tu li avevi cacciati essi sono tornati e i tuoi invece, i ghibellini, non hanno preso l'arte di ritornare in Firenze. E se, continuando il primo dente, continuando il concetto che aveva lasciato sospeso prima, se essi hanno male appreso quell'arte, ciò mi tormenta più che questo letto. Avete capito che è lettino, vero? Questo letto spaventoso, non è il letto del psicanalista, no. No, è questa tomba infuocata. Mi tormenta di più, ma ancora continua questo a rinfacciarsi tra cittadini, lo chiamano proprio il rinfaccio, ecco. Ma non passeranno 50 mesi, dice, non 50 volte si vedrà riaccesa la faccia della donna che qui regge, dicevano la faccia della luna, la faccia di Proserpina, ecco, non passeranno 50 lunazioni che tu, di persona, saprai quanto pesa quell'arte di cacciare o di essere cacciato. Tu, non passeranno, e tra meno di 50 mesi anche tu, Dante, sarai espulso da Firenze e non rientrerai, poteva dirgli, più, perché ti avrebbero ben lasciato tornare a Firenze se tu ti fossi umiliato a riconoscere la ragione dei tuoi avversari, ma tu non l'hai voluto fare e tu sei stato cacciato, sei adesso esule, sei ramico per il mondo e hai rovinato la tua famiglia perché anche i tuoi figli espulsi e persi tutti i beni di casa, perso tutto. E poi gli dice, e se tu mai, riprendo l'82, se tu mai nel dolce mondo regge, dimmi perché quel popolo è sì empio incontro ai miei in ciascuna sua legge, ond'io a lui lo strazio e il grande scempio che fece l'arbia colorata in rosso
tale orazione fa fare nel nostro tempio. Se tu, possa tu, questo se vuol dire proprio sì, è il se che vuol consolare, possa tu tornare nel dolce mondo. Dimmi, perché quel popolo fiorentino è così spietato contro il mio partito, contro tutti i ghibellini, in ogni sua disposizione, tutte le sue disposizioni adesso sono contro i ghibellini? E Dante risponde, lo strazio e il grande scempio ricorda la terribile battaglia di Montaperti, in cui i ghibellini avevano fatto strage dei guelfi di Toscana, tale e tanta strage che i morti avevano versato il loro sangue, che aveva insanguinato il fiumicello Arbia, lo aveva reso rosso questo fiumicello Arbia. Dunque lo strazio, il grande scempio che ha reso l'Arbia colorata in rosso, fa fare tali decisioni, fa prendere tali orazioni, vuol dire decisioni nel nostro tempio, non vuol dire nelle chiese, quantunque di tanto in tanto potessero fare anche pubbliche riunioni per prendere decisioni. Questa risposta che gli ricorda la grande vittoria della sua parte, che poi non è raccontata niente, per cui, come si vede subito dal verso 88, poi che ebbe sospirando il capo scosso, in cui ammette cioè che c'era stata della colpa tremenda in quella lotta sanguinosa tra fratelli, tra concittadini. A ciò non fui io solo, disse, né certo senza cagione con gli altri sarei mosso, ma fui io solo, là, dove sofferto fu per ciascun di Torre via Fiorenza, colui che la difesi a viso aperto. Dapprima sospira pensando alla strage, ma non fui io solo, dice, e non mi sarei mosso senza una causa, senza causa, ma questa causa è una causa così forte, così vera, così autentica, che può essere approvata da Dio, quello di far strage tra concittadini. Malgrado questo, fui io solo che nel convegno di Empoli, dove fu deciso da ciascuno dei ghibellini di Toscana di eliminare alla base la città di Firenze, far crollare tutto, far finire Firenze. Fui io solo colui che la difesi a viso aperto, di fronte a tutti. E tale era la sua autorità che bastò a salvare Firenze dalla distruzione totale. Ecco il motivo della stima di Dante. Soprattutto questo, il fatto che lui avesse salvato la sua città. Continua al verso 93, 94. Deh, se riposi mai vostra semenza, pregai io lui, solletemi quel nodo che qui ha inviluppata mia sentenza. E il par che voi veggiate, se ben godo, dinanzi quel che il tempo sequo adduce, e nel presente tenete altro modo. Noi veggiamo come quei che a mala luce disse le cose che ne son lontane, cotanto ancora ne splende il sommo duce. Quando s'appressano o son, tutto è vano nostro intelletto, e s'altri non ci apporta, nulla sapem di vostro stato umano. Però comprender puoi che tutta morta fia nostra conoscenza, da quel punto che del futuro fia chiusa la porta.
possa la vostra, riprendo dal 94, possa la vostra stirpe, i vostri discendenti, avere riposo, avere pace, io lo pregai. Ma adesso liberatemi da questa difficoltà che non riesco a spiegarmi. Quello che pensavo qui è stato tutto capovolto. Sembra che voi vediate prima quello che il tempo porta con sé. Sembra che voi conosciate il futuro in anticipo, voi. Siete presbiti, vedete lontano, ma non vedete il presente. E dovreste saperlo il presente. No, invece. Perché se sapessero il presente, saprebbero per esempio che Guido Cavalcanti era ancora vivo. Scioglietemi questa difficoltà che ho. Sembra che voi vediate prima e nel presente avete un modo diverso. Questo è il presente, non lo conoscete. Risposta di Farinata. La risposta di Farinata è impressionante. Ci sono delle affermazioni tali che credo che sulle quali è mia impressione che si sia riflettuto troppo poco anche da parte dei maggiori studiosi. Noi vediamo, risponde Farinata, come quello che ha mala luce, che ha mala vista, le cose che sono lontane. Talmente ancora risplende per noi qualcosa della luce che Dio ci dà. Cotanto ancora splende per noi il sommo duce. Lui che è un duce, che è un capo, riconosce che c'è questo duce sommo al di sopra. Quando si appressano le cose, i fatti, o quando si verificano, tutto è vano nostro intelletto. Chi punta tutto sull'intelligenza? Sentite, tutto è vano il nostro intelletto. E se altri non ci portano notizia, nulla sapem di vostro stato umano. Non sappiamo niente. Niente del tutto. Perciò puoi comprendere che tutta morta fia nostra conoscenza. Sarà finita del tutto la conoscenza che noi avevamo da quel punto in cui sarà chiusa la porta del futuro. Ho detto che ci sono tre affermazioni, una più pesante dell'altra, vero? Tutto è vano il nostro intelletto. Nulla sapendo di vostro stato umano. Tutta morta sia nostra conoscenza. Pensate un pochino, c'è ancora un po' di luce che ci dà Dio, dopo si chiude tutto. Allora, Dante, come di mia colpa compunto, come addolorato per la mia colpa, dissi, or direte dunque a quel caduto, fatemi la cortesia di dire a Cavalcante dei Cavalcanti, che il suo nato, che suo figlio, è coi vivi ancora congiunto, è vivo ancora. E sì, io fui dianzi, poco fa, muto alla risposta, fategli sapere che lo feci perché pensavo, avevo la mente ferma a quel nodo, quella difficoltà che adesso voi mi avete spiegato. E già il maestro mio mi richiamava, perché io pregai lo spirito più avancio che mi dicesse chi con lui andava. E già il mio maestro mi richiamava, mi faceva segno, per cui pregai Farinata che più in fretta mi dicesse chi stava con lui. Mi disse, qui con più di 1000 giaccio, qua dentro è il secondo Federico II di Svevia, il famosissimo imperatore, il capo dei Ghibellini. Erano i tempi della lotta tra impero e chiesa e lui era il capo. Era stata la grande speranza del Papa, Federico II. E anche lui era uno di quelli che meditava e che pensava e che diceva in maniera molto esplicita quello che gli stava a cuore
ecco, in maniera che non c'è mica da avere dubbi, ecco, diceva che in pratica certamente l'altro mondo non esiste, e se non esiste l'altro mondo, quando finisce questo finisce anche ogni nostra responsabilità, il ragionamento era semplice. È chiaro che pensare che l'anima continui la vita dopo la morte comporta delle conseguenze. Pascal ci aveva pensato sul calcolo del 50% di queste probabilità, vero? Vi ricordate? Parlo per quelli che so che hanno fiducia di questi argomenti. E chi invece non crede all'immortalità dell'anima può prendere queste. E Farinata era uno di quelli invece di cui avevano detto "Imitator Epicuri non credebat alium esse mundum nisi istum". Imitatore di Epicuro non credeva che ci fosse un altro mondo se non questo. Unde omnibus modis tu debat excellere in ista vita brevi, quia non sperabat altra meliorem. Per cui in tutti i modi si sforzava di eccellere in questa vita breve perché non sperava che ce ne fosse un'altra di migliore. Vero? Qui dentro Federico II era sullo stesso piano. E il cardinale era un cardinale ghibellino, prima era stato guelfo, poi era passato ai ghibellini, ed era uno che diceva: se l'anima è, io l'ho perduta per i ghibellini. Dunque, se l'anima esiste, io l'ho perduta per i ghibellini. Quindi avete capito che era un bel tipo di cardinale anche questo. Sta scusi. Ed io inver l'antico poeta volsi i passi, ripensando a quel parlar che mi parea nemico. E io allora sparì anche lui, e io mi rivolgi all'antico poeta, cioè Virgilio, ripensando a quel parlar, a quelle profezie che gli aveva detto Farinata, che mi parevano profezie proprio tutte contrarie alla mia felicità. Egli si mosse, si mette di nuovo in viaggio, e poi così andando mi disse: perché sei tu sì smarrito? Dante non è che abbia avuto tante consolazioni in questo incontro, si è sentito dire che avrà una serie, che sarà espulso, che sarà già sapeva queste cose, vero? Ed io soddisfeci alla sua risposta, alla sua domanda. La mente tua conservi quel che udito hai contra te, mi comandò quel saggio, e ora attendi qui, e drizzò il dito. Quando sarai dinanzi al dolce raggio di quella, il cui bell'occhio tutto vede, da lei saprai di tua vita il viaggio. Dunque, la tua mente, la tua memoria, conservi quello che hai sentito dire contro di te. Così comandò Virgilio. E ora sta attento qua, che ti dico qualcos'altro. Quando ti troverai di fronte al dolce raggio di colei, allo splendore di colei, il cui bell'occhio tutto vede, quando ti troverai di fronte a Beatrice, che vede Dio, da lei conoscerai quello che sarà il resto della tua vita. Il bello sia che non è vero, che non è Beatrice che gli rivelerà il resto della sua vita, perché per trovare le profezie precise sulla vita di Dante bisogna andare al canto 17 del Paradiso, all'incontro con Cacciaguida. Chi gli dice il suo futuro è Cacciaguida, nel canto 17. E quindi già chi ha voglia di vedersi, ecco, legga il passo dell'incontro con Cacciaguida, che sono 3 canti, 15, 16, 17, vero? Ecco, lei ti dirà
e ti dirà anche che ti scontrerai con altri, e siccome tu stai parlando e stai dicendo la verità su tante persone, non solo che riguarda la tua vita, ma che riguarda anche tante persone, non aver paura, parla sempre francamente, gli dice Cacciaguida. Di la verità anche alle persone importanti, soprattutto alle persone importanti, perché hanno più bisogno le persone importanti di sentirsi dire la verità. Appresso mosse il piede a man sinistra, lasciamo il muro e gimmo in verlo mezzo per un sentiero ad una valle fiede che infin lassù faceva spiacer suo lezzo. Okay. Girammo a sinistra, lasciamo le mura e andammo verso la metà per un sentiero verso l'interno, per un sentiero che va verso una valle che faceva sentire il suo puzzo fin lassù. Quindi è un ambiente per tanti versi rivoltante. Abbiamo letto il canto, abbiamo letto tutto e abbiamo anche fatto sentire qualcosa di introduzione. Però ci sono tante di quelle questioni qui dentro che bisogna avere il grado di tempo e di disponibilità. Già vi ho rubato involontariamente un quarto d'ora all'inizio, anche 20 minuti, e quindi mi sento anche largo. Ecco, ma non so se avete pazienza che accenni a qualche altro argomento, o se avete voi qualche domanda da farmi, vi rispondo volentieri per quello che sono capace. Vorrei che tornasse un attimo al verso 63. Sì. E proprio da escludere che quel cui si possa interpretare come un riferimento a Virgilio. Direi perché noi siamo abituati a collegare un relativo con un termine di riferimento che precede, e prima non si parla di Beatrice ma di Virgilio. Inoltre presupporrebbe che il padre dei Cavalcanti fosse in grado di capire che Beatrice è per Dante figura, ha una valenza simbolica, insomma, no? È la figura che rappresenta la teologia. Non so se questo sia possibile dimostrarlo. Ancora, Virgilio rappresenta la ragione che ha consapevolezza dei suoi limiti. Infatti guida Dante solo attraverso l'inferno e il purgatorio. E quindi Guido Cavalcanti sarebbe in questo caso, diciamo, colpevole di aver pensato soltanto al valore della ragione come valore sommo e non avere acquisito questa consapevolezza che accanto alla ragione, diciamo, alla filosofia, cioè, ci vuole anche una virtù superiore che è quella della teologia. Di Beatrice si parla in effetti, ma il riferimento esplicito avviene dopo, insomma. È verissimo. Dicevo brevemente che già avevo accennato che la maggior parte dei critici si era orientato, direi per la maggior parte del tempo, almeno tutto l'Ottocento e buona parte del Novecento, era stata unanime nell'attribuire a Virgilio il cui. Forse lui ebbe disdegno per Virgilio. Ragionando sopra, anche perché c'è quel cui che sembrerebbe dire e forse lui ebbe disdegno per la persona alla quale. Dico di un orientamento pressoché generale, però ecco, dico che su questo aspetto ci sia domandato, ma era vero che Guido Cavalcanti aveva disdegno per Virgilio? Non c'è nessun segno in quello che sappiamo, nella produzione poetica. Se guardiamo a quella canzone che vi ho già nominato la volta scorsa, quel Donna mi prega, non so se qualcuno di voi abbia avuto la pazienza di leggerla e di cercarne le spiegazioni, perché è
così pregna di difficoltà da disarmare, ecco. In quella che spiega la teoria dell'amore di Guido Cavalcanti, del poeta, si c'è uno scarso riferimento alla ragione. Quando parla dell'amore nega ogni aspetto razionale. Dice che è qualcosa di istintivo, la fa derivare da una opinione di averlo è. Te l'ho accennato la volta scorsa. Di modo che si è escluso gradualmente che il cui si riferisse a Virgilio. Dicendo si riferisce a Beatrice, si è trovato che ciò si collega benissimo con il finale, con colei il cui raggio ti illuminerà, quella il cui bell'occhio tutto vede, da lei saprai di tua vita il viaggio, vero? Tu sei stato guidato in un primo momento, anche la tua vita è stata moralmente ineccepibile finché sei stato con Beatrice. Quando Beatrice è morta tu ti sei smarrito. Non è che ci siano argomenti così probanti da dire in assoluto questo è il significato. Dico che l'orientamento attuale si riferisce proprio a Beatrice come scienza di Dio, verso la quale, come sappiamo, invece Guido Cavalcanti non aveva, anzi era portato a non pensare, a evitare l'argomento del tutto. Tanto che c'è un sonetto, anzi, in cui Guido rimprovera Dante, dice tu ti preoccupi della tua vita vile, dice, non so se l'avete in mente, se qualcuno di voi l'ha in mente, ma sembrerebbe, come è nell'opinione di molte persone adesso, quanti sono gli intellettuali, gli scienziati, i matematici che credono in Dio? Ora, l'opinione prevalente è che non si crede assolutamente in Dio da parte della grande maggioranza. Sembra che tutto ciò che parla di Dio, che parla di cristianesimo, sia nel disprezzo assoluto della maggior parte degli scienziati. Dico della maggior parte, non di tutti, ma della maggior parte sì. Quindi questo tipo di atteggiamento è un tipo di atteggiamento di chi è di un ateismo aggressivo adesso. Non so se leggiate ciò che riguarda il dibattito, il rapporto tra scienza e fede, ma guardate che è un momento drammatico. La maggior parte degli scienziati considera le questioni relative all'esistenza di Dio e alla fede come sciocchezze, tempo perso. È drammatico, ma è vero. Ecco, scusi professore, e non è da pensare che Guido, cioè che Cavalcante, avesse in disprezzo Virgilio perché era stato l'unico poeta pagano che aveva avuto un ansito di spiritualità nel quale Guido assolutamente non credeva. Non è probabile. Ma non credo sia questo, cioè non ho motivi particolari per crederlo. Ecco, direi che Virgilio è per Dante, lui ne ha un'idea, ecco, che sia la sua guida, il suo maestro di vita morale, anche sì, direi di serietà artistica, avanti, certamente, ecco, ma non vedrei sufficiente, ecco, come argomento. Qualche altro che chiede qualche altro aspetto? Potete farlo sapere, ecco. Se non so vi dico che non so. Invece io ho pensato a vari argomenti che avrei potuto o vorrei approfondire con voi, ecco, e mi sono anche detto quali sono questi argomenti. Per esempio, quando si parla di dannati, vi siete domandati? E sono tra le anime più nere. Quando Dante parla di persone per le quali il destino è già finito, e chi sono?
prete pieno di buon senso e anche capace molto di riflettere, mi ha detto qualche giorno fa una frase che in un certo senso potrei dire consolante. Mi disse: guarda che è difficile fare un peccato mortale. Io sono rimasto secco. D'altra parte, per fare un peccato mortale, ci diceva il catechismo, occorre piena avvertenza della mente, cioè materia grave, scusate, piena avvertenza della mente, deliberato consenso della volontà. E c'è qualche teologo che è arrivato a dire l'inferno è vuoto? Qualche parabola di Gesù Cristo farebbe, pensate a quella delle 5 vergini sapienti e delle 5 stolte, farebbe pensare diversamente, vero? Ma dire che occorrono questi 3 elementi per il peccato mortale è dire che occorre una volontà, una mente cosciente. Così dicevo, tuo prete me lo faceva notare, ecco, e io in un certo senso penso che Dante ci parla di migliaia di dannati, che messi in proporzione sarebbero milioni o miliardi, quindi voglio pensare che non sia vero. Però chi è il peccatore? Papa Francesco ci ricorda, lo siamo tutti, ma qualcuno di voi si ricorderà quell'idea che certamente ho ricordato a scuola qualche volta, quella frase di Santa Bernadetta, quella di Lourdes: il peccatore autentico è quello che ama il male, non che fa il male per debolezza, ma che lo ama. Io sono rimasto molto impressionato da questa interpretazione di una povera donna analfabeta, alla quale peraltro era apparsa la Madonna. Altri aspetti che vi accenno così. Dante, quando ci parla, spesso ci descrive luoghi che lui ha visto e ce ne dà una descrizione così precisa che ci fa capire che era un veditore, infatti dico il più grande veditore, una memoria visiva incredibile. Aveva una memoria anche di testi, ben lo sai tu che la sai tutta quanta, diceva dell'Eneide, vero? La sapeva tutta a memoria, tutta l'Eneide, quindi memoria senza dubbio portentosa. Ma questo veditore è uno che ha una capacità di farci vedere le cose. Guardate la descrizione dell'apparizione di Farinata, è un dramma in poche parole. E noi anche nella seconda parte l'incontro con Cavalcante dei Cavalcanti è un vero dramma, ce lo fa sentire in maniera così viva, così energica. Ma ci si può anche domandare perché è riuscito a darci questa impressione, perché è un altissimo concetto della magnanimità. La magnanimità è avere il grande animo, i grandi ideali. E cosa erano i grandi ideali di Farinata? Erano quelli della politica e l'ideale della patria. E sono ideali assoluti o sono relativi? È chiaro che sono ideali relativi. Ma malgrado questo, Dante ammira chi si impegna, chi ha passione del fare, chi vuole agire. Il contrario di questi magnanimi chi sono? Gli ignavi. Gli ignavi, quelli che abbiamo trovato all'inizio, vi ricordate? Ecco. E Dante è intollerante. Meglio, in un certo senso, se si potesse dire, meglio questi magnanimi che gli ignavi.
questi, così guardate, questi che mai non furono vivi, questi non sono mai stati vivi. Gli ignavi sono persone che non sono vissute, non hanno mai saputo scegliere tra bene e male. Cosa c'è di peggio? Hanno rinunciato a quel dono fondamentale di cui parla Dante nel canto quinto del paradiso, vero? Lo maggior dono che Dio possa farci, qual è? Fu della volontà la libertà. E uno che non adopera la libertà, chi è? Un verme? Dice. C'è una tal carica di concetti dentro alla commedia che sarebbe peccato, ecco, perderli. Avrei dovuto accennare di più alla vita comunale, che era una vita in quel momento nel 300, ma anche nel 200, tra le più meravigliose che ci sia stato nella faccia della terra. E quando sono nate le cattedrali romaniche, ma pensateci un pochino se le avete in mente, la cattedrale di Modena, San Zeno, dico per accennarne ad alcune, quelle del Parma, meraviglie, ecco, dell'arte, e con quello che segue di pittura, di scultura, pensate a Padova, a Giotto, pensate che a me ha fatto un'impressione in questi giorni, in questo mese a cui mi dedico particolarmente, a rileggere De Santis. Mi domando quanti potrebbero accettare quello che dice De Santis, che parla proprio di questo episodio di Farinata con un'ammirazione sconfinata e dice è la più grande creatura che come De Santis era innamorato di Francesca e diceva è l'unica donna della letteratura italiana, che è una sciocchezza. E Farinata, l'unico, fondamentale, gigantesco, eccetera. Sono tra l'altro affermazioni, e si dice è stata la critica romantica che ha alterato tutto con il gusto delle grandi personalità. Si era mai domandato che scopo avesse la commedia per Dante? Sì, esporre quello che sentiva, aveva bisogno di dirlo, ma era tutta l'esperienza di Dante, della vita di Dante. Pensate, tra personalità, lui che dice l'unica persona, è Ulisse, nel canto 26 dell'Inferno. È possibile che si possa passare? È il più grande Ulisse di tutta la letteratura, più grande di Omero. Omero non è arrivato a vedere una personalità così grande come l'ha vista Dante. È chiaro che quando si parte con una determinata, chiamiamola, non dico pregiudizio, ma con una determinata forma mentale, si arriva ad affermazioni totali, disarmanti, ecco, che attualmente sono considerate assolutamente inconsistenti. Ecco. Però ecco, è finissimo interprete a volte delle situazioni, ma non è il concetto generale, e diceva, arrivava a dire così, pensate, Farinata è il 200, il 300 è San Francesco. Ma cosa vuol dire? Io credo che sia una sciocchezza formidabile. Il 200 Farinata e San Francesco. San Francesco è la personalità del 200, tra l'altro, vero? Muore nel 1226, se non è 200 quello, ma dice i tempi di Dante sono i tempi di San Francesco. Non c'è niente che lo dimostri. Anzi, spesso quante ne dice contro i frati. Vero? Quindi, dicevo, perché sarebbe sempre bello anche fare la storia della critica ed esaminarla e anche confrontare pagine e giudizi insieme. Vabbè, adesso vi ho accennato, ma non voglio, so che sto abusando e devo necessariamente smettere. Ecco, però vi ringrazio, ecco, spero di aver rifornito qualche spunto e caso mai ne parleremo la volta prossima. Ecco. E tenete conto. Grazie, ma vi prego di, insomma, mi vergogno poi.